Buongiorno a tutti, benvenuti ad una nuova lezione di La salute di casa, progetto della WISP. Io sono Quintavalle Tommaso e siamo di nuovo al quartier San Paolo qui a Treviso. Oggi inizieremo la nostra seduta di allenamento in un modo un po' diverso. Partiremo in piedi e iniziamo subito a scaldarci con qualche movimento. Quindi vi invito a spostarvi il fianco alla sedia in modo da avere spazio per poter fare prima di tutto qualche piccolo movimento sul posto, qualche passo. Si tratta di sollevare il tallone mantenendo sempre la punta a terra, prima con una gamba e poi con l'altra. Quindi un piccolo movimento di step. Possiamo far oscillare anche le braccia insieme alle gambe, così da aiutare a mantenere l'equilibrio e muovere un pochino di più il corpo. È pur sempre il primo esercizio che facciamo e quindi lo facciamo tranquillamente, lentamente, ma oggi abbiamo deciso di partire in piedi per scaldarci un pochino prima, per contrastare un po' queste temperature un po' basse di inizio autunno. Ok, possiamo fermarci, sgranchire un pochino e passare subito a fare qualche passo sul posto, portando avanti prima il piede destro e poi tornando in posizione e poi il piede sinistro e tornando sul posto. Come al solito, l'obiettivo di questo esercizio è prima di tutto riuscire a muoversi mantenendo l'equilibrio, per cui fate attenzione ad ogni passo, ad ascoltare bene il vostro corpo, a sentire che siate bene in equilibrio, che il piede poggia bene a terra e solo allora una spinta per tornare indietro. Nel caso in cui siate ancora un po' instabili, anche il primo esercizio, c'è sempre la sedia di lato che aiuta a dare sicurezza e a mantenere l'equilibrio. Ancora qualche passo. E torno sul posto. Sposto la sedia davanti e continuiamo a muoverci, questa volta però lateralmente. Piccoli passi, aprendo a lato del corpo e poi tornando in posizione centrale. Apriamo dall'altro lato e di nuovo torniamo in posizione. Proprio come prima, primo obiettivo di questo esercizio è mantenere e controllare l'equilibrio, per cui ad ogni passo verifichiamo e cerchiamo di essere sicuri di essere bilanciati, di essere in equilibrio, di essere stabili. Se sentiamo che la caviglia ancora non è pronta perché siamo ancora all'inizio o se il corpo fa un po' fatica a rispondere, rallentiamo, facciamo dei passi un pochino più piccoli in modo da avere sempre il controllo del movimento. Ancora qualche movimento da un lato e dall'altro. E torno in piedi. Approfitto subito per scaldare un po', mobilizzare un po' le caviglie. Da questa posizione solleviamo un tallone, manteniamo la punta a terra e possiamo subito fare qualche circonduzione alla caviglia, quindi spostare il tallone verso l'esterno, portarlo giù vicino al pavimento e risalire all'interno, così da creare un bel movimento circolare. Senza sforzare, lo facciamo pianino e diamoci il tempo sia di scaldarci sia di, diciamo così, scioglierci nei movimenti. Invertiamo il giro
e poi cambiamo piede. Quindi riprendiamo l'equilibrio, punta a contatto col terreno, tallone in alto, si allarga all'esterno, scende verso il pavimento e poi risale all'interno. Come sempre abbiamo un supporto vicino che ci può aiutare a sentirci più sicuri. E come prima di concludere andiamo a cambiare il giro. Quindi proviamo a salire con il tallone, scendere all'interno questa volta e passare all'esterno per risalire. Ok, andiamo a sgranchire un po', qualche passetto sul posto. Stiamo attivando sempre di più il corpo e in particolare la parte inferiore, le caviglie. Possiamo provare ora, sempre per scaldarci, aumentare un po' anche la temperatura del corpo, a fare qualche passo in avanti come nell'esercizio di prima, ma questa volta provare a aumentare un pochino l'ampiezza e una volta arrivati fermarci un secondo per provare a piegare il ginocchio che si trova davanti. Ci abbassiamo di poco e poi torniamo in posizione. Mi raccomando, sempre una sedia o un supporto a portata e sempre l'attenzione all'equilibrio. Cambiamo piede, proviamo a fare un passo e il ginocchio che sta davanti lo abbassiamo un pochino, basta molto poco e poi si torna su in posizione e cambio. Molto lento questo movimento. Prima di tutto il controllo. In un secondo momento pieghiamo un po' il ginocchio, sentiamo che aumenta un po' qua la fatica sulla gamba e spingiamo su. Mi raccomando, basta piegare poco, non serve arrivare giù a terra. Ancora qualche movimento. E su. Riprendiamo la mobilità e sempre in piedi andiamo a sollevare un tallone mantenendo la punta a terra e questa volta il ginocchio lo apriamo all'esterno e poi lo andiamo a chiudere all'interno. In questo modo andiamo a mobilizzare l'anca e ad allungare un po' la muscolatura della coscia sia quando allarghiamo che quando andiamo a chiudere all'interno. Sgranchisco un po' la gamba, sciolgo un po' e cambio lato. Come prima, punta che resta a terra, il tallone si solleva, il ginocchio che è venuto in avanti lo spostiamo all'interno e poi lo apriamo all'esterno. Salvi. Ancora qualche movimento e torno in posizione, sgranchisco un po' le gambe, sempre aiutandoci con la sedia. Lavoriamo con la parte inferiore del corpo, cercando sempre con l'obiettivo di mobilizzare le articolazioni e anche di scaldarci, quindi sentire un po' più caldo. Un piede alla volta, scegliamo di partire, io partirò con la gamba sinistra, teniamo bene l'equilibrio sul piede che resta a terra e proviamo a sollevare il piede e la gamba davanti al corpo, per poi scendere e cambiare lato. Si solleva un pochino il ginocchio e il piede, non serve avere la gamba tesa, non serve portare il ginocchio molto alto, è sufficiente staccare il piede da terra e sollevarlo un po'.
Il ritmo lo scegliete voi, non è necessario farlo velocemente. Come al solito è importante sentirsi stabili durante l'esercizio. Meglio un esercizio fatto lento, molto lento, però controllato, piuttosto che un esercizio fatto velocemente senza che si riesca a controllare il corpo. E giù. Sposto un po' la sedia perché divarichiamo leggermente le gambe così da essere ben stabili, e risalendo oggi lungo il nostro corpo andiamo a mobilizzare il bacino. Lo facciamo mettendo le mani sui fianchi e oscillando dolcemente prima da un lato e poi dall'altro. Senza esagerare, un movimento a pendolo, allunghiamo i muscoli di un fianco prima e poi dell'altro fianco. Come al solito ci sarà una parte del corpo che fa meno fatica, che oppone meno resistenza, mentre un'altra invece si farà sentire di più. Non sforziamo, ma secondiamo il nostro corpo. Completiamo questo movimento aggiungendo un movimento anche frontale, per cui dopo aver oscillato da un lato ci spostiamo in avanti, torniamo dall'altra parte e un pochino anche all'indietro. In questo modo il movimento diventa circolare. Se ci guardassimo dall'alto staremmo disegnando un cerchio. Le spalle accompagnano il movimento, che quindi non sono fisse, non sono rigide, si lasciano muovere. E adesso, per concludere, cambiamo il giro, quindi andiamo a ruotare dall'altra parte. Ok, possiamo riprendere la sedia e sederci. Continueremo con il nostro riscaldamento, questa volta a salire lungo il nostro corpo, con l'obiettivo sempre di mantenerci un po' caldi, e per questo motivo adesso andiamo a lavorare con gli addominali. Cerchiamo una posizione stabile sulla sedia con i piedi che sono ben appoggiati davanti al corpo, la schiena possibilmente dritta per mantenere un pochino di postura sin da subito senza appoggiarsi dietro allo schienale della sedia, e togliendo le mani dalle ginocchia, quindi tenendole magari vicino al petto, andiamo a ruotare le spalle e la testa prima da un lato e poi dall'altro. Senza esagerare, partiamo sempre con un po' di attenzione, con calma. E un po' alla volta, se riusciamo, andiamo a girare bene il busto di lato. Possiamo buttare l'occhio, come si dice, alle nostre spalle. Quindi sbirciare dietro di noi ci aiuta a ruotare bene la testa, a ruotare il capo e di conseguenza a girare bene anche le spalle. E torno frontale, rilasso un po' e sgranchisco le spalle. Rimaniamo in movimento e per farlo portiamo subito le braccia di fianco al corpo con un movimento semplice ma che cerchiamo di fare in modo continuativo. Solleviamo le braccia tenendo le braccia distese lungo il corpo fino ad arrivare all'altezza delle spalle. Poi le spostiamo in avanti,
con le mani sempre davanti al petto, e di nuovo giù verso il basso, a tornare alla posizione di partenza. E poi torniamo indietro, sollevo le mani e le braccia davanti al corpo, allargo, sempre mantenendole all'altezza delle spalle, e poi scendo giù. Finocchio. Il finocchio è noto soprattutto per le sue proprietà digestive, ma è amico di tutto l'apparato gastrointestinale. Ha infatti la capacità di evitare la formazione di gas intestinali e contiene anetolo, una sostanza in grado di agire sulle dolorose contrazioni addominali. Il finocchio ha inoltre proprietà depurative, in particolare a carico del fegato e del sangue. E di nuovo ripeto, non serve portare le mani tanto alte, le braccia possono fermarsi quando arrivano all'altezza delle spalle, così da non andare a sforzare i muscoli del collo che dobbiamo ancora andare a mobilizzare. Ma possiamo fare questo esercizio, che è molto semplice, ormai conosciamo, mantenendo un po' di ritmo, quindi non lentissimo, sempre a condizione di controllare il movimento, ma con una certa continuità. E sciolgo, rilasso le spalle, sgranchisco un po', inizio a muovere sia le spalle che il collo e andiamo a mobilizzare proprio questa parte qui, mantenendo una posizione ferma ma rilassata del busto, delle spalle, e andando a ruotare solamente la testa, quindi giriamo lo sguardo da un lato, le spalle restano ferme e rilassate, e poi torniamo indietro, guardiamo davanti a noi e continuiamo il movimento dall'altro lato. Ripetiamo e quindi alterniamo uno sguardo verso destra a uno sguardo verso sinistra. Poi alla volta possiamo provare a ruotare un pochino di più, a portare bene il mento vicino alla spalla. E concludere. Torno con lo sguardo frontale, sgranchisco un po' le spalle e facciamo qualche movimento avvicinando le mani alle spalle, appunto, con i gomiti che puntano verso il basso, e iniziano alzandosi dietro al corpo per poi portarsi in alto, in avanti e di nuovo giù verso il basso. E ripetiamo questo movimento creando un po' dei cerchi con i gomiti e, come al solito, cercando un po' alla volta, movimento dopo movimento, di farlo diventare un po' più ampio, quindi di creare dei cerchi più grandi. Senza pause, stesso movimento ma invertiamo il giro. Quindi portiamo i gomiti in avanti verso l'alto per poi scendere dietro. Di nuovo giù e salgo con i gomiti davanti al corpo, vado su alto e scendo dietro. Un po' di attenzione quando portiamo i gomiti su verso l'alto e andiamo ad allargare, facciamo spazio al petto, spazio sulle spalle, sarà il movimento un pochino più difficile. E scendo con le braccia a rilassare. Sgranchisco un po' le spalle e continuiamo ad attivare la parte superiore del corpo,
portando le braccia all'altezza del petto e andando a spingere prima con una mano in avanti e con l'altra indietro e poi invertendo. Braccio destro avanti, braccio sinistro va indietro. Un po' come se dovessimo idealmente andare a tirare un arco. Ogni movimento lo facciamo senza fretta, ma con una certa continuità. Possiamo un po' alla volta provare a tendere di più questo arco, quindi portare il gomito e la mano che stanno dietro più indietro e a spingere bene in avanti invece la mano che sta davanti. Così facciamo anche ruotare le spalle, attiviamo bene gli addominali e accompagniamo il movimento con lo sguardo, quindi mano a mano che giriamo andiamo anche a guardare la mano che sta dietro, la seguiamo e poi cambio, guardiamo l'altra mano mentre va indietro. E rilasso, sciolgo un po', sgranchisco bene le spalle, riprendo la posizione seduta con la schiena dritta, di nuovo spalle rilassate, andiamo a mobilizzare un pochino il collo, inclinando la testa prima da un lato, quindi scendendo lateralmente con la testa e poi di nuovo su, sempre piano, e giù dall'altro lato. Alterniamo un'inclinazione da un lato e una dall'altra. Ogni volta che scendiamo sentiamo come si allungano un po' i muscoli del collo, senza sforzare, andiamo dolcemente ad allungare e poi lentamente risaliamo. E fermo. Sgranchisco un po', riprendo un attimo l'equilibrio se questo movimento mi ha un po' disorientato. E torniamo a lavorare sempre con le braccia, stando con la schiena e il busto dritto, entrambe le mani appoggiate sui fianchi e un braccio alla volta, lo andiamo a distendere lungo il fianco e lo facciamo senza fretta salire lateralmente fino ad arrivare su, in alto, sopra la testa. Poi scende lungo la stessa strada e si cambia lato, sale il braccio sinistro, si porta su sopra la testa e scende, sempre stando lateralmente rispetto al corpo. Alterniamo braccio destro al braccio sinistro, cercando a ogni movimento di portare la mano in alto sopra la testa e magari anche di spingere un pochino su verso l'alto. Quasi ad andare a toccare un oggetto che si trova in alto. Andare su bene, allungare e poi giù e si cambia lato. Vado su con l'altra mano, spingo bene in alto e cambio lato. Ok, e rilasso un po', sciolgo le spalle, abbiamo più o meno attivato e scaldato tutto il corpo, torniamo nella parte inferiore, possiamo ancora lavorare da seduti e in particolare andiamo a allargare un piede prima poi l'altro di fianco alla sedia, possiamo farlo sia aiutandoci con la mano, quindi accompagnando il movimento della gamba lateralmente e poi si torna da un lato e poi dall'altro,
sia possiamo farlo senza l'aiuto della mano e quindi utilizzando un pochino di più la nostra forza muscolare, come preferite. Dal momento che abbiamo fatto già un po' di riscaldamento, possiamo fare questo movimento anche senza l'aiuto delle mani, a patto che non sia fastidioso. Non serve sollevare molto il piede da terra, è sufficiente anche solo portarlo di lato. E torno con i piedi pari davanti al corpo, qualche passo sul posto per sgranchire e sempre da questa posizione andiamo a distendere, magari cercando una buona posizione sulla sedia, quindi che ci dia equilibrio e stabilità. Andiamo a distendere prima una gamba davanti al corpo, poi l'altra. Di nuovo senza fretta, ma mantenendo un ritmo. Se riusciamo a distendere bene la gamba, quindi avere il muscolo qui bello in tensione, il ginocchio dritto, e riusciamo a farlo senza troppi problemi, senza fastidio, possiamo anche provare a aumentare un po' l'intensità andando a spingere con la punta del piede verso il nostro corpo. Il punta che guarda prima ben in alto e se riusciamo anche un pochino verso di noi. Da un lato e poi dall'altro. Ok, di nuovo i piedi a terra per aumentare un pochino l'impegno. Andiamo a sollevare una gamba e un ginocchio prima e poi l'altro. Lo facciamo stando con la schiena che non tocca lo schienale, quindi proviamo a rimanere su dritti da soli, mantenere la schiena dritta e la posizione e allo stesso tempo sollevare un ginocchio e un piede, poi giù e si solleva l'altro. Non serve sollevarlo molto, anche perché se stiamo con la schiena staccata rispetto allo schienale ci limita un pochino il movimento, quindi basta poco, come prima, senza fretta, ma mantenendo un ritmo nel movimento. Se ci aiuta possiamo mettere le mani sulla seduta della sedia, magari ci dà più stabilità, ci può aiutare in questo esercizio. E giù. Sgranchisco un po', continuiamo senza molte pause oggi. Questa volta distendiamo entrambe le gambe contemporaneamente. Richiede essere ben stabili sulla sedia. Posso anche appoggiare la schiena sullo schienale se mi aiuta a fare questo esercizio, altrimenti provo a continuare a rimanere staccato con la schiena dallo schienale e provare a mantenere una postura utilizzando bene i muscoli dell'addome e del dorso. Andiamo a distendere entrambe le gambe senza fretta e poi giù. Non appena tocchiamo il pavimento, subito su di nuovo, entrambi i piedi. All'inizio possiamo farlo senza pensare alle caviglie e poi un po' alla volta, se riusciamo a distendere bene, di mantenere un po' la postura, iniziamo a fare questo stesso movimento portando anche le punte dei piedi verso il corpo. Finocchio. Il finocchio è noto soprattutto per le sue proprietà digestive, ma è amico di tutto l'apparato gastrointestinale. Ha infatti la capacità di evitare la formazione di gas intestinali e contiene anetolo, una sostanza in grado di agire sulle dolorose contrazioni addominali. Il finocchio ha inoltre proprietà depurative.
in particolare a carico del fegato e del sangue. Porto su bene, controllando tanto la salita del movimento, quindi tanto quando vengo su con i piedi, tanto cerco di controllare la discesa, quindi accompagno i piedi anche quando vanno giù verso terra. Appena toccano ripartono. E su. E giù. Rilasso un po'. Sciolgo. Possiamo provare un altro esercizio che aumenta un pochino il movimento di tutto il corpo. Cerchiamo adesso, partendo con i piedi un pochino divaricati, così da essere ben stabili. Abbiamo già attivato un pochino la schiena con 2 o 3 movimenti. Proviamo ad avvicinare un pochino le mani alle spalle come l'esercizio di prima. Così adesso i gomiti li usiamo per ruotare, ma in particolare proviamo a portare prima il gomito destro vicino al ginocchio sinistro, non serve toccarlo, e poi torniamo su con il corpo e avviciniamo il gomito sinistro al ginocchio destro. Non serve andare a toccare il ginocchio, basta ruotare un pochino e abbassarsi, quello che si riesce, prima da un lato e poi dall'altro. Di nuovo un movimento fatto senza fretta, va benissimo fatto anche lento. Cerchiamo di controllare bene il nostro equilibrio, per quello vi ho chiesto di divaricare un pochino i piedi, così da essere più stabili. È molto difficile andare a toccare il ginocchio col gomito, non è quindi necessario, è sufficiente provare a ruotare e avvicinarsi un po'. Già questo movimento sarà impegnativo, soprattutto per la schiena. E torno su. Rilasso le spalle, rilasso un po' la schiena, sciolgo nei movimenti e ci riportiamo in piedi. Ci mettiamo fianco alla sedia così da avere spazio e proviamo a, sempre con il supporto della sedia, proviamo a fare un esercizio che richiede un pochino più di equilibrio, anche un pochino più di impegno, per cui vi chiedo prima di tutto attenzione, un po' di ascolto verso il proprio corpo. Se riuscite a farlo mantenendo la posizione e la stabilità, bene, altrimenti possiamo farlo un pochino con un movimento un po' ridotto o anche semplicemente evitarlo. Partiamo stando in equilibrio su un piede, l'altro piede riusciamo a svincolarlo da terra e lo andiamo a portare prima su davanti al corpo e poi lo allarghiamo lateralmente per appoggiarlo di nuovo a terra. E ripeto, salgo con il ginocchio e il piede davanti al corpo, allargo lateralmente e torno giù. Questo esercizio richiede abbastanza equilibrio perché ci stiamo spostando, quindi si può fare con la mano sempre in appoggio e va fatto sicuramente con attenzione, quindi lentamente. Non serve alzare tanto il ginocchio davanti al corpo, tantomeno allargare molto. Va bene quello che riusciamo a fare. Sollevo un po' e poi allargo e torno giù. Sgranchisco un po' e cambio lato. Io sposto la sedia dall'altra parte per avere più spazio. E di nuovo prendo bene l'equilibrio, mi poggio su un solo piede in modo da essere ben stabili, mentre l'altra gamba la vado a sollevare davanti al corpo e poi allargare esternamente e di nuovo giù al punto di partenza. Sollevo il ginocchio, allargo e scendo.
anche adesso un po' di attenzione al movimento, senza fretta. Dobbiamo sempre sentirci stabili. E proprio come prima non è necessario sollevare molto il ginocchio, non è necessario allargarlo molto di lato, basta anche poco. E giù. Vado a sgranchire un pochino. Sempre in questa posizione lavoriamo sollevando un piede alla volta, questa volta, quindi alterniamo sempre destra e sinistra, e come prima saliamo con il ginocchio, con il piede, provando però questa volta a portarlo su. Se vogliamo, con la mano, l'ultima parte, possiamo aiutarci un pochino a sostenere il ginocchio, e poi appoggio a terra e cambio, salgo bene col ginocchio, se serve mi aiuto un po' con la mano e torno giù. Di nuovo attenzione che richiede equilibrio questo esercizio, per cui sempre con la sedia vicino, cercando di essere stabili e rispettando anche il proprio corpo. Se in questo esercizio non ci sentiamo sicuri, possiamo semplicemente sollevare il piede e il ginocchio e portarlo leggermente davanti al corpo, come abbiamo fatto prima. Se invece riusciamo a mantenere bene la stabilità, allora proviamo a sollevarlo un pochino di più e portarlo in alto. Non serve farlo velocemente, ogni passo può essere anche fatto dopo una piccola pausa nella quale ci riassestiamo con il corpo e andiamo a cambiare lato. E giù, mi fermo, sempre qualche passo sul posto per sgranchire. E continuiamo questa volta portando il piede e la gamba in avanti, tenendola distesa fin dove arrivo e giù, cambio lato. Non serve avere la gamba rigida, basta provare a portare il piede in avanti con la gamba distesa, senza sforzo o rigidità. Come al solito non è necessario farlo velocemente, se mi sento stabile in questo esercizio posso farlo con un certo ritmo. Non significa correre, andare velocemente, perché ogni movimento devo essere stabile. Ancora qualche passo, diciamo così, con la gamba distesa in avanti e mi fermo. Sciolgo un po', sgranchisco e portandomi dietro alla sedia lavoro adesso lateralmente come abbiamo fatto fino adesso. Cerchiamo sempre la stabilità, rimaniamo con un supporto vicino che ci dà un po' di sicurezza e ci aiuta nel caso in cui andiamo a perdere l'equilibrio, e un piede alla volta andiamo a staccarlo da terra e allargarlo di lato per poi di nuovo scendere e cambiare lato. Prima a destra, poi a sinistra, con la gamba distesa andiamo a guadagnare spazio lateralmente. Come al solito non serve alzare molto il piede, basta poco. E proprio come prima, se riesco a farlo con una certa stabilità, posso dare ritmo a questo esercizio, che non significa farlo velocemente, ma mantenere una certa costanza nel movimento. Ultimi movimenti, che sono anche forse i più impegnativi di questi esercizi, e torno, sgranchisco un po' e andiamo a concludere questa
parte centrale con qualche movimento, questa volta però con la gamba che va dietro al corpo, per cui un piede alla volta, stacco e vado a distendere dietro al corpo e cambio lato. Non serve alzarlo molto, sicuramente più cerco di alzare il piede dietro di me, più le spalle verranno in avanti. Le spalle accompagnano un pochino questo movimento, quindi possono inclinarsi un pochino in avanti. Vi invito sempre a farlo finché il corpo è a suo agio e noi riusciamo a controllare il movimento, quindi senza esagerare. Ancora qualche movimento. Già con questo esercizio si fa sentire di più anche la schiena nella parte bassa. E poi ci fermiamo. Torno davanti alla sedia. Finocchio. Il finocchio è noto soprattutto per le sue proprietà digestive, ma è amico di tutto l'apparato gastrointestinale. Ha infatti la capacità di evitare la formazione di gas intestinali e contiene anetolo, una sostanza in grado di agire sulle dolorose contrazioni addominali. Il finocchio ha inoltre proprietà depurative, in particolare a carico del fegato e del sangue. Concludiamo con qualche oscillazione per sgranchire un pochino il movimento delle spalle e torniamo a sederci. Gli ultimi esercizi li facciamo per la parte alta del corpo, cercando sempre un po' di ritmo per mantenere la temperatura, e andiamo quindi a lavorare con entrambe le mani che stanno vicino alle spalle e poi contemporaneamente, quindi insieme, si spostano su verso l'alto, tornano sulle spalle e si spingono in avanti, tornano sulle spalle e poi vanno su verso l'alto. E continuo questo movimento, mani sulle spalle, mani in avanti, mani sulle spalle, mani verso l'alto. Ripasso ogni volta per le spalle e mi sposto prima in avanti con le mani e poi verso l'alto. Senza fretta cerchiamo di mantenere un po' di ritmo in questo esercizio. E giù. Sciolgo, sgranchisco bene le spalle e torno, mani sulle spalle. Questa volta andiamo ad allargare di lato, torniamo sulle spalle e su verso l'alto. Scendo con le mani sulle spalle e allargo lateralmente. Come prima, senza fretta, ma cerco di mantenere un certo ritmo. Non è necessario andare a spingere tanto in là e tanto in alto, è sufficiente fare un movimento anche dolce. Un ultimo movimento di apertura e poi su verso l'alto e rilassiamo. Non serve sforzare molto in questo esercizio perché solamente ripeterlo più volte ci fa muovere, diciamo così, ci affatica. Sgranchiamo bene le spalle, ci prendiamo un attimo di pausa e la facciamo con
un esercizio di mobilità per il collo che in questa ultima parte della lezione ci torna utile non tanto quanto riscaldamento quanto come allungamento. E l'esercizio che abbiamo fatto all'inizio è quello di, stando sempre seduti con le spalle rilassate, di andare a guardare con lo sguardo verso l'alto e poi scendere di lato portando lo sguardo prima alla nostra sinistra per poi continuare giù verso il basso e risalire a destra. Andare quindi con la punta del naso a disegnare un cerchio davanti a noi. Abbiamo già mosso bene il corpo, quindi possiamo fare dei movimenti abbastanza ampi, allungare anche la muscolatura, sentire che durante il movimento si allungano bene i muscoli del collo. Come al solito 2-3 giri in un verso e poi si cambia, si ruota dall'altro lato. Sgranchisco un po' il collo, sento che si allungano i muscoli del collo, soprattutto quando guardo magari giù verso il basso o di lato. E torno frontale, sempre a sgranchire un po', a muovere le spalle. Nel frattempo riprendo un po' di stabilità nel caso in cui questo esercizio mi abbia fatto venire un po' di vertigine. E andiamo a concludere i nostri esercizi riportando le mani sulle spalle e questa volta andiamo a fare 2 movimenti diversi con la mano destra e con la mano sinistra. In particolare una mano, la destra, va su verso l'alto, l'altra invece si spinge davanti al corpo. Torniamo con entrambe le mani sulle spalle e invertiamo. La mano che era su va davanti, la mano che era davanti invece va su. Ogni volta torno a toccare le spalle e cambio il movimento. Sempre una mano che sale e una che si spinge davanti. Però si alternano. All'inizio è molto lento questo esercizio, richiede concentrazione. Posso provare un po' alla volta a dargli un ritmo e magari anche aumentarlo, vedere se riesco a farlo un po' più veloce. Sempre senza fretta, cercando di mantenere la corretta alternanza di braccio destro e braccio sinistro. Ancora qualche movimento. Possiamo provare ad accelerare un pochino, giusto per metterci alla prova, vedere quanto riusciamo a mantenerla. E poi finalmente andare a rilassare le spalle, sciogliere e concludere questa seconda e ultima parte di esercizi per la parte superiore del corpo. Abbiamo ancora 5 minuti che come al solito dedichiamo all'allungamento, cercando di non raffreddarci troppo, anche se abbiamo cercato di muoverci, di rimanere sempre caldi, sempre in movimento. Questi ultimi minuti rallentiamo. Potrebbe essere utile da questi giorni in avanti avere un secondo strato da mettere sopra per tenersi caldi quando abbiamo finito la parte di esercizi. Iniziamo dalle spalle, quindi dalla parte alta del corpo, portiamo un braccio davanti al petto e poi incrociamo, con l'altra mano sosteniamo il gomito e lo andiamo a spingere un po' verso la spalla opposta, così da allungare la muscolatura della spalla. Manteniamo la posizione. E poi allentiamo e accompagniamo il braccio anche in discesa. Cambiamo lato, di nuovo, cambio braccio, lo porto davanti al corpo, incrocio e con l'altra mano sostengo il gomito. Lo avvicino, lo spingo un po' verso la spalla opposta.
Mantengo la posizione, sempre respirando. Come prima, accompagno il braccio in discesa, sciolgo un po' le spalle e andiamo ad allungare i muscoli delle spalle e del collo assieme. Lo facciamo mantenendo la postura verticale, spalle rilassate e inclinando la testa di lato. A differenza dell'esercizio che avevamo fatto prima, questa volta manteniamo la posizione, ci fermiamo, la testa inclinata, sentiamo che i muscoli del collo sono in allungamento e manteniamo la posizione sempre respirando in modo costante. Ci possiamo aiutare con una mano per risalire lentamente, senza strappi, e ripetiamo dall'altro lato. Scendo, allungo i muscoli del collo e poi mantengo la posizione. Respirazione costante, 3, 4, anche 5 respirazioni complete e poi risalgo lentamente. Ultimo movimento, chino il capo in avanti, sempre mantenendo la schiena dritta e le spalle rilassate. Guardo prima giù verso le ginocchia, poi scendo un po' tra i piedi, fino ad avvicinare il mento al petto. Si allungano sempre i muscoli del collo, questa volta però posteriormente. E respiro con costanza, anche se sono un po' schiacciato. E lentamente torno su con la testa, torno a guardare davanti. Un esercizio per le gambe. Dalla posizione seduta andiamo ad allargare, ci aiutiamo questa volta con la mano, un piede fianco alla sedia e con il palmo spingiamo un pochino verso l'esterno. Allunghiamo tutta la parte interna da qua della coscia. Manteniamo la posizione senza esagerare con la tensione, non deve essere fastidiosa. E poi accompagno il ginocchio, torno con i piedi pari e allargo dall'altro lato. Come prima, con il palmo posso spingere un pochino il ginocchio all'esterno per aumentare la tensione, sempre senza sentire fastidio, e mantengo la posizione. Riaccompagno il ginocchio e il piede davanti al corpo. Ultimo esercizio, l'abbiamo visto anche altre volte, è un po' complicato, è un po' scomodo, quindi come al solito si fa quello che si riesce. Cerco di accavallare le gambe accompagnando con le mani il movimento. Se riesco porto il tallone sopra il ginocchio, altrimenti va bene anche un ginocchio sopra l'altro, è uguale, per allungare la coscia nella parte esterna. Quindi prima abbiamo fatto un esercizio per la parte interna, questo è per la parte esterna della coscia. Mantengo la posizione, respiro, se riesco, anche se è un po' scomoda questa posizione, rilasso. E poi accompagno anche in discesa per uscire da questa posizione e cambio lato. Sollevo, cerco di accavallare, se riesco porto la caviglia sopra al ginocchio, altrimenti va bene anche ginocchio sopra ginocchio, e mantengo. Se faccio molta fatica posso appoggiarmi di più con la schiena alla sedia.
sarà sicuramente un lato in cui andate meglio, che per me era l'altro. Questo faccio più fatica. Come prima, accompagniamo giù la gamba. Ok. Era l'ultimo esercizio. Oggi, che faceva un po' più freddo, abbiamo cambiato un pochino il ritmo e la sequenza degli esercizi che facciamo di solito. Spero che anche a casa abbiate apprezzato questo cambiamento. Io vi ringrazio come sempre, ringrazio chi è qui con noi e vi do appuntamento alla prossima lezione. Ciao a tutti!